Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Svolta nel delitto di Castiglione di Sicilia. Fermati 2 donne e un uomo, un pregiudicato di Palagonia. Le hanno ripresi le telecamere di sorveglianza, come vedete, mentre trasportano il cadavere nel bagagliaio di un'auto. Palermo, passamontagna, auto rubate e la stessa arma, il Kalashnikov. Uno solo il gruppo che semina terrore tra Sferracavallo e San Lorenzo. Inascoltate finora le proteste dei commercianti che chiedono un posto di polizia. Mondello, dopo che l'antimafia siciliana ha tuonato contro la decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa di restituire la gestione della spiaggia alla italo-belga, la GM Edil, colpita da provvedimento antimafia, continua a operare con nuovi cantieri nella stessa zona. Lettera intimidatoria con insulti e minacce al sindaco di Adrano, Fabio Mancuso. C'è un clima d'odio, commenta, ma non mi fermo. Solidarietà dell'ANCI, l'associazione dei comuni italiani. Catania, la rinascita di San Cristoforo, stanziati i lavori per 21 milioni di euro con il decreto Caivano. Obiettivo: restituire dignità e sicurezza a uno dei quartieri più caratteristici della città. Sempre a Catania, grande attesa per la 18ª edizione di Un Gol per la Solidarietà, che domattina vedrà allo stadio Massimino 20.000 spettatori, tra i quali tantissimi studenti. Calcio e spettacolo con dedica a Anni Scemi colpita dalla frana. Con l'incasso della partita sarà realizzato un parco giochi. Calcio in Serie B, Palermo al lavoro per la penultima giornata di campionato. Venerdì 1 maggio al Barbera la sfida con il Catanzaro. Probabile che Inzaghi negli ultimi 180 minuti dia spazio ai giocatori meno impegnati durante la stagione. Scatta domani l'avvicinamento del Catania ai play-off. Dopo qualche giorno di allenamenti in sede, il gruppo di Toscano la settimana prossima andrà in ritiro a Veronello. Bentrovati. Per l'omicidio di Giuseppe Florio, trovato cadavere domenica mattina nelle campagne di Castiglione, le immagini della videosorveglianza, li vedrete tra poco, inchiodano 3 persone che sono state fermate, 2 donne e un uomo, un pregiudicato che la vittima frequentava da qualche tempo. Simona Mazzone. Quando hanno visionato le immagini delle telecamere, agli investigatori si è presentata la scena di un film. Un androne, 3 figure che portano un carico avvolto in una coperta e lo trascinano nel portabagagli dell'auto per disfarsene. Lì dentro c'è il cadavere del 66enne Giuseppe Florio, ucciso in questa casa e poi abbandonato nelle campagne di Castiglione di Sicilia dopo essere stato confezionato, avvolto in un lenzuolo e sacchi di plastica e coperto con una trapunta. Un video inequivocabile che inchioda 2 donne e un uomo residenti nelle case popolari di Trappitello. I carabinieri di Taormina, che indagano con le procure di Catania e Messina, hanno fermato per omicidio una 50enne e il suo compagno 39enne, pregiudicato, originario di Palagonia, mentre una donna 53enne di Sesto San Giovanni, ospite in casa della coppia, indagata per soppressione di cadavere. Florio, trovato morto domenica mattina, è originario di Giardini Naxos e prima di essere stato abbandonato nelle campagne di Castiglione è stato ucciso con diversi fendenti al volto e all'addome e colpito in testa con un oggetto contundente. La sua auto carbonizzata è stata trovata a Taormina, probabilmente un'azione mirata a sviare le indagini. Secondo gli investigatori, Florio da qualche tempo frequentava casa della coppia, dove si era trasferita la terza donna, ed è proprio lì che si sono concentrate le indagini sulla sfera privata dell'uomo, che potrebbe essere stato ucciso per un insieme di concause, non escludendo tradimenti e gelosie, ma anche per questioni economiche. L'unica certezza è che l'omicidio è stato commesso in quella casa, alla presenza di tutti e 3 i fermati, come confermato dalle indagini della scientifica, che sul posto ha trovato tracce ematiche e i segni di una violenta aggressione. A Palermo, indagini sugli ultimi raid a Sferracavallo. Il gruppo che semina il panico a colpi di Kalashnikov è quasi certamente lo stesso.
Inascoltate le proteste dei commercianti che dicono di sentirsi abbandonati. Marco Gullà. Passamontagna o Cappellino, auto rubate, stessa arma, un Kalashnikov. Il gruppo che sta seminando terrore tra Sferacavallo e San Lorenzo a Palermo sarebbe sempre lo stesso. Dal raid contro Sicily Baikar a quello del ristorante Il Brigantino. In mezzo anche i colpi sparati contro un autolavaggio. Stessa modalità, stesso gesto eclatante. 2 giorni prima del raid al Brigantino, il gruppo ha rubato una Fiat Panda rossa Cefalù, abbandonata poi allo Zen. I poliziotti l'hanno ritrovata sabato mattina in via Leonardo Pisano e adesso stanno esaminando una serie di tracce, così come diverse immagini tratte dalle telecamere in autostrada e in città. Le prime verifiche del RIS di Messina dicono che i colpi provengono da una stessa arma, come fosse la firma del gruppo che opera sempre allo stesso modo o quasi. Nell'ultima occasione un testimone ha parlato anche di una seconda auto, una Fiat 500, che però non è stata ancora ritrovata. Ma cosa sta succedendo? Gli investigatori sono a lavoro per capire se la banda, che nell'ultimo periodo sta seminando il panico soprattutto a Sferacavallo, sia legata ad altri gruppi mafiosi o no. Che ruolo hanno? Ci saranno ulteriori segnali? Sono tutte domande che si stanno ponendo gli inquirenti per ricomporre il puzzle delle intimidazioni ai danni di imprenditori e commercianti. Intanto a Mondello l'antimafia siciliana tuona contro la decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa che ha restituito la gestione della spiaggia alla italo-belga. E nel frattempo la GM Edil, pur colpita dal provvedimento antimafia, continua a operare con nuovi cantieri privati nella stessa zona. Roberta Lunghi. Resta sospesa la partita per la gestione della spiaggia di Mondello dopo la decisione della regione siciliana di fermare i bandi per l'assegnazione di 13 lotti ai privati. Uno stop arrivato in seguito alla pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa che ha riaperto il contenzioso sulla concessione all'italo-belga. Il provvedimento congela le procedure fino al 14 maggio, data della decisione di merito del CGA, lasciando in attesa le 5 ditte che avevano presentato offerta: il Country, il Cus Palermo, la Compagnia della Vela, Saga Lobice e il panificio Pizzeria Briciole in Tasca. La Regione, tramite l'Avvocatura dello Stato, contesta la decisione dei giudici amministrativi basata su esigenze di ordine pubblico della spiaggia, che specifica spetta alle autorità statali, regionali e comunali. Dure le parole del presidente della Commissione regionale antimafia Cracolici, che definisce la decisione del CGA poco comprensibile e discutibile. Intanto la GM Edil della famiglia Genova, dopo il provvedimento antimafia del prefetto Mariani che ha bloccato l'accesso della ditta agli appalti pubblici, ha perso le commesse legate a italo-belga, ma non ha lasciato Mondello, riaprendo nuovi cantieri, questa volta privati. Alla guida della società c'è Rosario Genova, già dipendente storico della italo-belga e fratello di Bartolo, indicato come ex reggente del mandamento di Resuttana. Il sindaco di Adrano minacciato con una lettera fatta arrivare a casa. Solidarietà dall'Associazione dei Comuni e dal mondo politico. Il primo cittadino di Adrano dice: è un'intimidazione inaccettabile che colpisce innanzitutto la mia famiglia, ma non mi fermo. Orazio Longo. Atto inaccettabile che lede la persona e i principi del confronto democratico. Così l'ANCI Sicilia esprime solidarietà al sindaco di Adrano Fabio Mancuso, raggiunto da una lettera intimidatoria con insulti e minacce. La missiva è stata recapitata nell'abitazione del primo cittadino, che ha presentato una denuncia alla polizia. Non è la prima, non sarà l'ultima. Mi dispiace che l'hanno recapitata a casa, che era proprio l'intento. Si indaga sui motivi specifici del gesto. Il sindaco, che sottolinea che tutto questo non fermerà la sua azione politica, denuncia un clima d'odio. Sicuramente c'è una quantità di odio che va al di là del confronto democratico, fatto da soggetti che c'entrano poco con la politica, anche con noti precedenti penali, che giornalmente fanno TikTok o altro sui social, si inventano di tutto e di più. Solidarietà a Mancuso dal mondo politico, con una nota del coordinamento regionale di Grande Sicilia, MPA.
È diventata definitiva la condanna a 6 anni e 8 mesi di reclusione per l'ex parlamentare del PD ed ex sindaco di Messina, Francantonio Genovese, a suo tempo indagato per illeciti nella formazione professionale in Sicilia. La Procura Generale di Reggio Calabria, a cui era passato il caso, non ha presentato ricorso in Cassazione e il termine per impugnare è scaduto. Ma secondo l'avvocato Genovese non rientrerà comunque in carcere perché, tenuto conto delle detrazioni, la pena finale sarà comunque inferiore ai 4 anni e dunque dovrà essere sospesa, consentendo a Genovese la misura alternativa dell'affidamento in prova. Attualità politica, Arianna Meloni e Giovanni Donzelli serrano le fila di Fratelli d'Italia in Sicilia. Nel corso dell'assemblea degli eletti a Enna, presente anche il ministro Musumeci. L'assessora Amata, rinviata a giudizio per corruzione, per ora resta dov'è. Orazio Longo. In 400 fra eletti e dirigenti di Fratelli d'Italia in Sicilia, riunitisi a Enna alla presenza di Arianna Meloni e Giovanni Donzelli per confrontarsi sullo stato di salute del partito, sulle prossime elezioni amministrative e sui rapporti con gli alleati. Sul palco anche il commissario regionale Sbardella, che sulla questione dell'assessore Amata, rinviata a giudizio con l'accusa di corruzione, ha spiegato che il partito non le ha ancora chiesto di fare un passo indietro. Non glielo ho chiesto, esatto, non glielo ho ancora chiesto, ne dobbiamo discutere, ne dobbiamo affrontare il problema insieme anche a lei. Un paio di giorni per affrontare il problema, ha detto Sbardella, che ha spiegato la differenza di posizione tra Amata e il presidente dell'Arsa Galvani. Sono formalmente 2 posizioni diverse, quindi magari ne parleremo insieme, ma hanno 2 situazioni diverse. Sulla questione del rimpasto di giunta regionale, con Schifani pronto a nominare un assessore in quota DC, è lo stesso Sbardella a sottolineare come si tratti di un partito che va tenuto in considerazione per l'alleanza elettorale di 4 anni fa e per i deputati che conta in aula, mentre sulla scadenza fissata dal governatore al 30 aprile dice: preferisco scegliere con calma gli assessori, scegliere con calma che cosa fare. A Enna anche il ministro Musumeci. È un momento di grande incertezza per il futuro del mondo e a fronte di questo contesto abbiamo la necessità di serrare le fila. A chi gli chiede della questione morale all'interno del partito, Musumeci replica: La questione morale in Sicilia è come l'isola ferdinandea, insomma, ogni tanto emerge e poi sommeggia. Nel Trapanese un incidente autonomo ha paralizzato stamattina per ore il traffico lungo l'A29 da Palermo verso Trapani. Questa autocisterna che trasportava olio vegetale è andata a fuoco all'altezza di Ummari. Sul posto sono arrivate, come vedete, 4 squadre di vigili del fuoco, diversi mezzi della polizia stradale. Fortunatamente il conducente ha fatto in tempo a mettersi in salvo. Catania, la rinascita di San Cristoforo, stanziati lavori per 21 milioni di euro. Il decreto Caivano può rilanciare lo storico rione, obiettivo restituire dignità e sicurezza a uno dei quartieri più identitari della città. Tonino De Mana. Il decreto Caivano è realtà e per San Cristoforo è l'inizio di una nuova vita che passa dalla riqualificazione urbana. Un investimento complessivo del governo nazionale di 21 milioni di euro destinato ad aree ad alta vulnerabilità, mirato a restituire dignità e sicurezza ad uno dei quartieri più identitari della città. I progetti di rilancio sono stati illustrati nel piazzale dell'istituto Dusmet Doria di via Playa 193, alla presenza, tra gli altri, del commissario straordinario nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Fabio Ciciliano e dell'arcivescovo di Catania Luigi Renna, che si è rivolto direttamente ai giovani. Ho parlato ai bambini cercando di farmi capire perché per loro il decreto Caivano sia una cosa vicina e si tratta di riqualificare gli ambienti, le infrastrutture che sono carenti, ma soprattutto di riqualificare quello che mi piace definire con un'espressione della dottrina sociale della Chiesa il capitale umano di San Cristoforo, che sono le persone che hanno bisogno di recuperare una maggiore fiducia in se stesse. Oltre ad una nuova scuola con annessi nuovi spazi sportivi da realizzare nell'area dell'ex conceria, gli interventi riguardano la riqualificazione di via Playa, la nuova palestra
palestra annessa all'Istituto Madonna della Provvidenza, un centro comunale di raccolta differenziata, la riqualificazione dell'ex mercato coperto e la rigenerazione di alcune piazze di largo Don Pino Puglisi, cui si riferiscono le immagini. Interventi mirati in luoghi simbolici, come ribadisce il sindaco Trantino. Dobbiamo cominciare tutti quanti a metterci in discussione. Io lo faccio 25 ore al giorno e quindi nei momenti in cui ci mettiamo in discussione comprendiamo che cosa possiamo dare in più al territorio che amiamo come Catania o come in questo caso San Cristoforo. Un contributo di futuro senza dimenticare il passato, ma con un occhio al presente, quello dei tanti ragazzi di San Cristoforo. Restiamo a Catania, ancora un equino, un pony nel caso che vedrete tra poco, che traina un calesse per le vie della città mentre giovani scooter lo incitano a correre. La denuncia è partita da un cittadino, la polizia ha fatto accertamenti in 2 stalle abusive nel quartiere di San Cristoforo. Emanuela Corsi. Un cavallo costretto a trainare un calesse, mentre attorno giovani in scooter lo incitano a correre. Una scena già vista, simbolo dell'illegalità diffusa sulle nostre strade, dove spesso ad avere la peggio sono proprio gli animali. Basti pensare al povero equino morto lo scorso ottobre sulla circonvallazione dopo uno schianto al Tondo Gioieni. Questa volta il protagonista è un piccolo pony, costretto, come vedete nelle immagini, a correre per le vie di Catania. A denunciare l'episodio è stato un cittadino che tramite l'app YouPol della Polizia di Stato ha segnalato i maltrattamenti nei confronti dell'animale. I controlli degli agenti ancora una volta si sono concentrati nel quartiere di San Cristoforo, dove hanno individuato 2 stalle abusive in via Greco. Nella prima erano presenti 2 cavalli, di cui uno privo di microchip. Per appurare le condizioni di salute degli equini è stato chiesto l'intervento dei medici del servizio veterinari del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Catania, che peraltro hanno contestato sanzioni per circa 6.500 euro per la mancata iscrizione nella banca dati nazionale del cavallo, trasferito successivamente in una struttura idonea. Nella seconda stalla invece sono stati individuati 3 cavalli e il pony che il cittadino aveva fotografato e immortalato in un video inviato poi ai poliziotti tramite l'app YouPol. Dopo gli accertamenti i cavalli sono stati messi in sicurezza, evitando così che potessero rimanere coinvolti in pratiche illegali. Ultima pagina. Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, ha fatto della disobbedienza civile una forma di pressione politica sul tema del fine vita, anche attraverso il caso del DJ Fabo. In Italia l'eutanasia, come saprete, non è ancora legale e il suicidio assistito è consentito soltanto in casi molto limitati. Roberta Lunghi. La legge per la quale sono stato processato 2 volte, una volta ancora sotto processo ora e 5 volte indagato, è una legge del 1930. Marco Cappato, ora tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, è stato processato e poi assolto per l'assistenza alla morte volontaria offerta a DJ Fabo, rimasto paraplegico e cieco dopo un incidente stradale nel 2014. Un primo clamoroso caso che ha lentamente portato alla depenalizzazione in Italia dell'aiuto alla morte volontaria medicalmente assistita, ma solo a determinate condizioni. Cappato è stato dunque l'esempio di ciò che professa sull'importanza della disobbedienza civile. Il Parlamento non ha mai voluto affrontare il tema dell'eutanasia legale, siamo riusciti con l'associazione Luca Coscioni a conquistare questi diritti nei tribunali con le disobbedienze civili. Cappato, ospite a Catania del Book Festival, ha presentato Credere, disobbedire, combattere, dal corpo delle persone al cuore della politica, volume sempre attuale, come attuale e fondamentale per lui è la difesa della democrazia. Se noi non mettiamo la faccia, il corpo nella difesa non violenta della democrazia, la democrazia rischia di essere spazzata via. Ecco perché Credere, disobbedire e combattere prende un motto fascista, lo ribalta, disobbedire a leggi ingiuste per difendere le libertà fondamentali. Catania, grande attesa per la 18ª edizione di Un Gol per la Solidarietà, che tra calcio e spettacolo domattina riunirà allo stadio Massimino migliaia di spettatori, tra i quali tantissimi studenti. Botteghine aperte anche domani mattina per consentire di acquistare il biglietto a chi viene da fuori città. Servizio di che oggi a livello nazionale può contare davvero la presenza di tantissimi artisti sportivi che hanno dato e che daranno visibilità alla città di Catania.
Ogni anno l'evento è dedicato a un tema, ma soprattutto a una raccolta solidale, non solo spettacolo, sport e divertimento, ma anche tanta solidarietà, quest'anno rivolta a Niscemi. Quest'anno abbiamo deciso di dare vicinanza ai cugini di Niscemi e quindi l'incasso servirà a realizzare un parco giochi alla comunità di Niscemi, quindi siamo contenti. Quel giorno, cioè domani mattina, arriveranno tantissimi studenti da tutte le parti della Sicilia, ma ospiteremo gli studenti di Niscemi che saranno accolti da un grossissimo applauso da tutti i catanesi presenti allo stadio. Tante sorprese, ospiti eccezionali e poi l'attesa madrina, la conduttrice e influencer Eleonora Incardona. E per i ritardatari nessun problema, botteghini aperti anche domani mattina. C'è grandissima adesione da parte delle scuole catanesi e non solo, appunto per favorire chi verrà da fuori Catania. Domani mattina alle 8:30 i botteghini saranno aperti per consentire appunto agli studenti e non solo di prendere parte all'evento acquistando il biglietto di Curva Nord. Appuntamento a domani per un mercoledì di grandi emozioni a partire dalle 10:30 allo stadio Massimino. Decisamente da non perdere. Intanto ha preso il via dal porto di Catania la quarta edizione di Vela e Salute. È un'iniziativa promossa dalla Lega Navale Italiana per portare in 13 porti siciliani messaggi di inclusione sociale, legalità e soprattutto prevenzione sanitaria. Emanuela Corsi. Dal porto di Catania prende il via la quarta edizione di Vela e Salute, promossa dalla Lega Navale Italiana nell'ambito del progetto nazionale Mare di Legalità. Una circonnavigazione dell'isola in barca a vela che quest'anno toccherà 13 porti per portare messaggi di inclusione sociale, legalità, tutela della salute e sostenibilità ambientale. In ogni porto è prevista una sosta di almeno 2 giorni con attività in mare, incontri divulgativi, momenti di prevenzione sanitaria dedicati a studenti e cittadini. Avremo degli spot, quindi dei gazebo organizzati da Mare Vivo, dall'associazione appunto che cura la fibromialgia. Ci saranno dei momenti appunto di discussione sia a bordo che a terra con le altre associazioni e ovviamente parleremo sempre di talassemia e avremo anche della possibilità di poter usufruire di alcune autoemoteche per appunto fare una raccolta sangue. Il nostro compito è quello di sempre essere presente nelle attività in cui c'è sensibilizzazione nei confronti della sanità e della salute. Il Garibaldi, come unica azienda al centro della città, ha questo compito e questo dovere di farlo. Al centro del progetto ci sono le cosiddette barche della legalità, imbarcazioni confiscate alla criminalità organizzata e affidate alla Lega Navale Italiana per finalità sociali e culturali. Da Catania la navigazione proseguirà verso Riposto, Milazzo, Capodorlando, Palermo, Castellammare del Golfo, Trapani, Mazzara del Vallo, Sciacca, Pozzallo, Marzamemi, Siracusa e Augusta, dove l'evento si chiuderà il 29 maggio. Ci fermiamo per qualche minuto, tra poco il calcio con il Palermo al lavoro per la gara di venerdì contro il Catanzaro e il Catania che si prepara al ritiro di Veronello. State con noi, vi aspettiamo. Palermo al lavoro per la penultima giornata di campionato in programma venerdì 1 maggio al Barbera contro il Catanzaro rosanero che sono ormai proiettati verso i play-off. Marco Gullà. 2 giornate alla fine del campionato, ma per il Palermo è già tempo di esperimenti in vista dei play-off. Rosanero che ormai non possono ambire più a nulla. In teoria ci sarebbe ancora la possibilità di arrivare terzi, ma il Frosinone, distante 6 punti, dovrebbe perdere le prossime 2 gare e il Rosanero vincere, ma al contempo dovrebbero migliorare anche la differenza reti. Praticamente ipotesi quasi irrealizzabile. E allora contro il Catanzaro il 1 maggio e Venezia l'8 maggio il Palermo farà palestra in attesa dei play-off. Pippo Inzaghi darà spazio a coloro che hanno giocato meno provando nuove soluzioni in attesa degli spareggi. Potrebbe rifiatare anche Poyampalo, fino adesso sempre in campo e capocannoniere del torneo. Ma contro il Catanzaro dovrebbe esserci spazio anche per giocatori come Basic, Giovane, Beresischi, Corona e Magnani. Una rotazione di calciatori in modo da oliare i meccanismi. Inzaghi non dovrebbe però variare assetto tattico, si continua con i 2 trequartisti alle spalle della punta. Intanto il club rosanero ha comunicato che acquistando un biglietto per Palermo-Catanzaro si avrà la prelazione per acquistare il tagliando della semifinale di ritorno dei play-off di Serie B. Catania a riposo sino a domani in vista poi della ripresa degli allenamenti e del ritiro annunciato dall'allenatore Mimmo Toscano. Francesco Triolo.
I playoff come ultima possibilità di centrare quello che è sempre stato l'obiettivo dichiarato, la promozione in Serie B. Il Catania vuole tentare sino in fondo e per questo non vuole lasciare nulla al caso. Mimmo Toscano ha deciso, d'accordo con la società, di isolare la squadra in quelli che saranno giorni fondamentali per preparare la seconda fase del campionato. Così tutti in ritiro dal 5 maggio almeno sino al 10 si va a Verona, centro sportivo di Veronello, ha annunciato il tecnico dopo la partita con l'Atalanta, dove le porte saranno chiuse, anzi blindate. Niente foto, video o conferenze stampa, solo lavoro e sudore. Il primo impegno è quello del 17 maggio, avversario naturalmente ancora da scoprire, in quella che è una lotteria, un campionato a parte con dinamiche e situazioni totalmente diverse dalla stagione regolare. L'obiettivo dell'allenatore è lavorare sulla preparazione fisica della squadra che con partite ravvicinate in pochi giorni può essere determinante. Così come determinante sarà recuperare tutti gli infortunati, Casasola, Corbari e Rolfini in particolare, visto che comunque gli altri stanno già meglio. In Veneto è probabile che i rossazzurri giocheranno qualche partita amichevole per tenere alto ritmo e attenzione. Intanto sino a domani la squadra è a riposo e in vista dei playoff Telecolor si è aggiudicato il pacchetto dirette e differite, un nuovo ed importante impegno editoriale che permetterà la trasmissione in esclusiva e in chiaro di almeno una gara esterna, nonché tutte le differite integrali delle partite che la formazione di Toscano disputerà negli spareggi promozione. E noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per altre notizie alle 20, grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.